È stato molto emozionante rivederla così da vicino. Dopo 2 anni, insomma, ha fatto un certo effetto. Ho fatto un piccolo pensiero mio personale che me lo tengo per me, però è stato molto emozionante. È veramente una cosa difficile da descrivere a parole. Quanto lavoro c'è dietro quegli ori, quei bronzi, quegli argenti, ma anche verso chi non li prende poi quelle medaglie? Sì, assolutamente, hai detto bene, c'è tanto lavoro anche per chi non arriva a medaglia, perché purtroppo uno vince, però ci sono veramente tanti sacrifici, tanti sforzi, e soprattutto per chi non va a medaglia, va sempre un pensiero perché dietro c'è tanto lavoro. Io capisco, infatti, gli sforzi, soprattutto per noi, tra virgolette, disabili, ancora maggiore rispetto a un normodotato, no? Quindi io apprezzo veramente tutti quelli che si mettono in gioco, anche se magari non arrivano a podio, però ce la mettono tutto per essere là. E allora appuntamento a Los Angeles? Sì, io ci spero, ovviamente quello è l'obiettivo principale ora, spero di esserci, già esserci per me è una vittoria. Quindi sì, ce la metterò tutta come sempre ovviamente e speriamo di vederci là.